200 stile libero le sue dichiarazioni sul futuro. L'altra perla della mattinata è stata la vittoria di Fabio Scozzoli, infinito nei 50 rana, non solo all'europeo o al mondiale se preferite, ma anche nel panorama ovviamente nazionale. E poi sì, se dovessimo... impreziosita peraltro da un Ossola molto combattivo, vicinissimo al campione dell'Imola nuoto e dell'esercito che è Scozzoli, un Nicolò Ossola che ha gareggiato davvero al limite del meglio della rana mondiale. Terza perla a sorpresa Polieri, che nel dorso beffa e batte la pluricampionessa italiana Elena Gemo. Forse lì un po' di sorpresa, se di questo vogliamo parlare, c'è stata. Per il resto tutto secondo pronostico fino alla parte finale del programma, con la serie migliore dei 400 misti e con il delfino di Federico Turrini che come da copione è migliore rispetto a quello di Luca Marin. Luca Marin che però avrà la possibilità di recuperare con il dorso e poi oltre che con la rana soprattutto anche con Turrini, che vira 26,94 davanti a Pavone e Cova. Per ora Marin nelle posizioni di rincorsa. Marin non ha mai avuto nel delfino il suo punto forte, 27,83 è un split anche abbastanza buono per il siciliano, dovrebbe portarlo intorno ai 58 secondi netti alla passaggio ai 100 metri, per cui un passaggio incoraggiante per Luca Marin, che rimane a contatto con Turrini cercherà di sfruttare al meglio anche il suo dorso, 57,50 per Pavone, però un centesimo davanti al livornese. Sono arrivati insieme alla virata del cambio di stile Pavone e Turrini, Pellizzari poco oltre, circa 2 decimi rispetto alla coppia Pavone-Turrini. Cova Fossi, Marin ha tardato, ma con il dorso Luca recupera senz'altro qualcosa, però c'è Federico Turrini che sta andando forte. Luca Marin che adesso ha sorpassato praticamente tutti gli altri in corsia 3. Francesco Pavone con il dorso ha perso tantissimo rispetto a Turrini, un Pavone che invece aveva cercato di impensierire il ragazzo del centro sportivo dell'esercito. Molto intelligente l'azione di Turrini in ogni caso, ha forzato tanto i primi 50 metri a dorso per cercare di sorprendere Luca Marin, sta spingendo benissimo nelle virate. Federico non vuole lasciare speranza, Luca Marin vuole che al giro di boa Luca si arrenda. Situazione in realtà non ancora compromessa per Luca Marin, un distacco 2 secondi e mezzo tra gli atleti. E qua però mi sembra che Luca non abbia le energie per risalire. È un distacco difficile da colmare a questo punto, ma non impossibile. Federico Turrini 1,58,75 alla precedente virata, quella dei 200, quella del cambio di stile. Un Federico Turrini all'assalto, scatenato Luca Marin all'inseguimento. Il margine di vantaggio è tanto, mentre da questa inquadratura frontale vedete l'azione di Luca Marin che cerca di recuperare quando Federico Turrini però oramai ha già virato. 2,34,08 il passaggio di Turrini, 2,37,19 il passaggio di Marin. Sì, salito ancora di più il distacco, addirittura Marin attaccato in corsia 7 da Davide, in corsia 8 chiedo scusa, da Claudio Fossi, uno specialista della frazione rana dei misti, un atleta che ha nuotato molto bene l'anno scorso nel fine stagione. Quindi Turrini lanciato verso il titolo italiano dei 400 misti, Fossi in seconda posizione, Luca Marin che deve riprendersi per andare a vincere almeno la medaglia d'argento. E ora controlliamo la parte finale della gara, virata dei 300, 3:10,32, 3:12,37 il sorpasso di Claudio Fossi su Luca Marin che ha virato in 3:13,50. Ora con lo stile libero per tentare di rimanere almeno sul podio Luca Marin, sembra davvero incolmabile il divario nei confronti di Federico Turrini, anche se è più che discreta, buona la prova di Claudio Fossi in corsia 8 che sta tornando piano piano molto vicino a Federico Turrini che gareggia in corsia 6. Una gara da gestire per Turrini, anche se ora la stanchezza si fa sentire. In corsia 8 invece continua scatenato Claudio Fossi. Adesso il margine di Federico Turrini è ben più risicato, anche se sufficiente, a meno di crolli dell'ultimo metro, di consentirgli di arrivare davanti. Federico Turrini che ora ha visto
con respirazione a destra l'arrivo di Claudio Fossi, Federico Turrini che chiude in 4:11:10, 4:12:03 per Fossi, 4:14:32 per Luca Marin. Questo il podio dei 400 misti. Un'altra affermazione per Federico Turrini dopo la medaglia di bronzo al campionato europeo di Eindhoven in vasca corta, dietro a David Verrasto e a Lebers, Ungheria, Germania e poi Italia, con Federico Turrini su quel podio che qui si conferma per questo finire di 2010 in condizione, sebbene adesso avrà da fare i conti anche con la stanchezza, comunque dicevo un Federico Turrini che con questo crono si aggiudica il titolo italiano e chiude nel migliore dei modi la stagione. Tatticamente impeccabile, 300 metri nuotati molto veloci per spezzare proprio le intenzioni di rimonta da parte degli avversari. Ha trovato alla fine in realtà in Fossi l'atleta più vicino a lui, ma gli ultimi 100 metri nuotati quasi in surplus per Federico Turrini. Aveva fatto il suo compito in maniera egregia nella prima parte, non c'era più volontà e necessità di spingere anche a stile libero. Ed ora Eccolo. vanno avanti le premiazioni. Nel frattempo c'è Elisabetta Caporale Con Federico Turrini che nel frattempo riprende fiato, una bella